mi suso, mi curco su soiuso. Tengo l'occhio aperto, o lo tengo chiuso. Le robe in capoletto, ora che mi metto. Le scarpe 9 tanto fuori un chiovi. Un corpo di capigli, mi sciavano la scidi. Ma giusto le baffette, una trovo li quasetti. Siciliano di Cusciano, mi spicchio la semenza, ne posso fare senza. Ogni tanto parla Dio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Cusciano, domenica la missa, Don Vito mi confessa. Perdona lo peccato e comincia a da capo. Mi immagino la palmia, quando ti parattia. Mi lascia stare in pace e te ne va di mia. A Tiago di Lurissi ti mi voglio maritare. Meglio stare in piazza e a tutti salutare. Coscienza Fenerica, com'è? Tutto a posto? sua figlia ancora zita. Ci piace bella vita, ma quando si marita. Io che ora sonno, fice un po' rica. 4 maccarona, mi mangiasse qua modica. Mentre sogno per la via, c'è uno capannia. Sistema di luna, e in cano te la fuma. Siciliano di Cusciano, io non mi voglio, la sera sfatto l'oglio. Se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano di Cusciano, mi leggo un giornale, la cronaca locale. Sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Serietà alla base di tutto. Io ragazzi fortunatamente non lavoro. Nel mio caso mi sveglio la mattina e la prima cosa mi faccio 3 ore di sonno. La bella vita! Obiettivi nessuno, dignità già persa. Ma mi sembra esagerato. Ciao ragazzi. Già se dice tardo, comincio a salutare. Sogno troppo stanco, senza travagliare. Sapete che vi dico, ma vi stai a riposare. La tavola è punzata, sta vita non si può fare. All'esterno di mangiare, non so più che fare. Mi apro finescetta e mi taglio mare. Siciliano di Cusciano, mia fratello la Germania, amici a Broccolino, mio padre che travaglia alla fabbrica a Torino. Stiamo caricando i pupi per recarci nella parrocchia dove ci ospiterà, dove verranno tanti e tanti siciliani a rivedere un pezzo della nostra Sicilia e farli ridere. Soprattutto facci dimenticare un pochettino che sono qui nei miei. Come ti senti in questo momento? In gran forma, in gran forma, in gran forma, in gran forma, in gran forma. Salvatore, c'ha le pupe con le luci a LED. LED. Salvatore, LED. Qui siamo Salvatore, LED. Come mai le strade sono larghe e le chiamano street? Questo devi dire a loro perché io di americano non capisco niente. Che bella voce via, Che vuoi? Ciao, Canno, New York che baci il cane. Grazie ragazzi, lo faccio anche per voi, ciao! e quando canta la pacia, e quando canta la pacia, e quando canta la pacia. Questa sera esordiamo nella chiesa di San Luca e so che tante persone verranno a trovarci. Volevo sapere se a New York si dorme.
Io sapevo che si dorme, però purtroppo... Io so che ci sono molte ho segherie che avuto lavorano un piccolo imprevisto perché ci sono delle segherie aperte. delle segherie aperte. Vicine. Salvatore, devo dire che purtroppo alla sera non mi fa dormire perché insomma è russa. Figa stati che innamorare fai. Figlia de sole che un tramonta mai. Ringraziamo la chiesa di St. Luke, la società di Porgetto e soprattutto Damiana Testa. Mi fermo qui, che lo spettacolo abbia inizio, soprattutto un ringraziamento particolare a Stefano Dodiciano, Gino Dolce, Giuseppe Dodiciano. Un applauso a tutti quanti, a tutti noi, applauso, applauso, viva la Sicilia! E quando cantava Macia, Macia, e quando cantava Macia, e quando cantava Macia, Macia, e quando cantava Macia, come faccia? Grazie, grazie. Passano in stacciata, Gigi, se ti fimmene un tarì a poco, se ti fimmene un barco per duci, se ti fimmene una luce, e la luce è dura, se ti fimmene una mula, la canata coccia, se ti fimmene una boccia, e la boccia scintilluzza, se ti fimmene una busa, e la busa è liscia, se ti fimmene una biscia, e la biscia è china d'acqua, se ti fimmene una vacca. A voi tutti va il nostro più sentito e affettuoso ringraziamento per tutto ciò che avete fatto. Il sindaco Gioacchino De Luca. Grazie del Presidente, la consegno a lei, sarà lei a fargliela avere e magari lui scriverà al sindaco ringraziando. Damiana, allora come ci congediamo di questa bella serata che per noi è l'apertura di questo tour della settimana, è chiaro, italiana ma soprattutto siciliana in America, come ci lasciamo? È stata un'ottima esperienza, io vi ringrazio tutti per essere venuti e anche non essendo siciliana sono italiana e come italiana promuovo tutte le attività a carattere culturale perché essendo un insegnante io ho la scuola e mi piace favorire e aiutare a portare in America la cultura. E un augurio particolare a tutti loro. E un augurio a tutti loro che sono venuti da tanto lontano per portare la cultura siciliana qui e noi siamo orgogliosi e estremamente grati per aver avuto l'opportunità di assistere a questo bellissimo programma. Grazie mille. Grazie a te Damiana, grazie a tutti voi. Dobbiamo veramente ringraziare Damiana per tutto quello che ha fatto, sia lei sia la gente della sua comunità. Noi continueremo, cercheremo di fare sempre il nostro meglio e con gente come lei lo possiamo pure fare. Com'è andata secondo te? Benissimo, alla grande, non poteva andare meglio di così. Grazie a voi, grazie a voi. Veramente dico, sono orgogliosissima di Pur non essendo siciliana, ha voluto ospitare la cultura siciliana nella sua scuola. Quindi grazie Damiano. Ma grazie a voi, ma io ho nipoti che sono mezzi siciliani, va bene? Grazie. Sono mezzi siciliani. Passano in stacciata, Ve lo porterò incatenato alla vostra presenza. E voi non ascoltate i voleri di casa. Angelica non vuole diventare la mia regina. È un ingresso storico per il nostro comprensorio siciliano che ha tanta di quella storia che ha dato e ha creato tanta di quella storia con tante sfaccettature, nel male e nel bene, però ha creato la storia di New York dal dopoguerra. Siamo infatti davanti all'entrata del club che raggruppa 3 grandi municipalità: Alcamo, non poteva essere diversamente, Castellammare del Golfo. Poi da poco tempo si è aggregata anche la comunità o parte di quella comunità che è rimasta proveniente da Santa Ninfa, quindi siamo 3 comuni della provincia di Trapani. Vi porteremo con le nostre telecamere di Video Sicilia a far capire ancora magari alla generazione, ai ragazzi che sono alla visione di questa immagine, di questo special TV, di come vivono coloro che adesso sono nell'età
che hanno raggiunto fortunatamente l'età della pensione, quindi vivono da pensionati, come svolgono il loro quotidiano, il loro sabato mattina all'interno del club. Seguiteci. Mi chiamo Eugenio di Castellammare del Golfo. Quale quartiere originario? La strada vicino non la Venario, ma era via Castronovo. E sono giocato a 6 anni, però mi manca sempre Castellammare e tutti gli amici di Castellammare, la mia famiglia e tutti. Castellammare è stato sempre lo mio debole. Le nostre tradizioni vanno sempre bene e ci fanno piacere a rivedere le nostre antiche cose che vediamo quando eravamo piccolini. L'organizzazione ha fatto altro che bene, a farci rivedere e ripetere ancora le cose che vedevamo quando eravamo bambini, l'operario Popi, la musica siciliana e tante altre cose. E venite pure a voi altri paesani che venite qua a visitare Agnano. In Sicilia, nel nord Italia, le più tradizioni ancora che si mantengono forti nel nostro paese, dove li trovate? Io da emigrato ogni anno ho la possibilità di poter ritornare al mio paese e vedo che a Santa Ninfa, come in tutti gli altri paesi che giro in Sicilia, le tradizioni si vanno perdendo passo per passo, mentre qui come emigrati ancora cerchiamo di mantenere le nostre tradizioni originali. Mi chiamo Gaspare Asaro. E da dove vieni? Io vengo di Castellammare del Golfo. Tu Castellammare lo dici bello a pettochino. Perché praticamente c'è la tradizione, la tonalità, tutte le cose che si faceva a Castellammare, specialmente che frequentiamo sempre le paesane, quasi come se stessimo a Castellammare ma a New York. Insegniamo a dire yes o qualche altra parola, ma la maggior parte parliamo sempre siciliano. A me mi piace la lingua siciliana e specialmente le parole che sono inculturate, capisci? Proprio che ci vuole l'interprete, perché alle volte ci dico qualche parola a me cucina o paese che non manco sape so cosa sono, capisci? Vero. Raffaele, già ti sei andato a nascondere dove? Se posso dire la mia, secondo me lo spettacolo è Salvatore Oliveri. Non c'è storia, l'America è ai suoi piedi e addirittura c'è chi dice che se venivamo prima c'era il rischio di Trump salire perché sarebbe andato al ballottaggio con Trump. Dottor Luciano, come ci combatte questa banda di forgere? Certo mi state proprio portando al suolo. Solo in che senso solo? Al suolo, per non dire mi state sminchiando tutto. Stiamo montando il teatro e non vedo l'ora di finire, così poi sono pronto per la rappresentazione. L'emozione ce l'hai, l'emozione? Mai, non ne ho emozione, solo che fremo. Quando avete voglia di vederci, basta che ci pagate i voli. A dormire, a mangiare, noi veniamo. Ma non possiamo e io fare concordo, e io concordo. No, oggi il Concorde non c'è più. Raffaele! Che fai, Raffaele? Sono concentrato al montaggio del nostro teatro, però pronti per affrontare sul campo di battaglia, insomma, i duelli tra i paladini di Francia. Questa è la settimana della cultura siciliana. Meglio di così non lo potevamo dimostrare. Contenti, felici, stanchi, però sempre ok. Ma la scena delle scene non è Salvatore Oliveri, secondo te? Sicuramente lui riempie il palco da solo. Ho avuto il piacere di conoscere queste due signore, ma sono veramente all'altezza. Signore. Tipo che fosse mio nonno! Stiamo dicendo che siamo davvero felici di essere qui a rappresentare l'Italia, soprattutto la nostra
meravigliosa regione, la Sicilia. Buongiorno people, è un piacere per noi essere qui e vi faremo rivivere per quelli che sono andati via tantissimo tempo fa alcune delle canzoni tradizionali siciliane che visitate in versione moderna, perché comunque la Sicilia è andata anche avanti e poi faremo dei classici ma anche dei brani inediti, quindi vi porteremo in Sicilia senza spendere una lira. Grazie. Quanti siciliani ci sono in sala questa sera? Ok, è il mio gioco. Prima scialatata e poi galatata. Allora, e quando cantava la scia, salatata è più scicca, andiamo sciccare tu, ma tanto saporito, amiamo l'ammazzata. Quanto è importante aver portato qui un pezzo della nostra cultura siciliana a New York. Di questo ritorno alle origini consegna a loro una sicilianità alla quale hanno dovuto rinunciare, quindi è molto importante riscoprire le radici attraverso la musica, attraverso l'opera dei pupi che ci appartiene per tradizione. Cosa vedere nei loro occhi? Vedo la gioia di riscoprire appunto le proprie radici e sono convinto che torneranno a casa più sereni, torneranno a casa ricordando un pezzo di Sicilia che purtroppo non possono più vedere come potevano fare una volta, nel senso che molti di questi fra l'altro sono anziani. Venire qui da parte vostra significa regalare loro il sole della nostra terra, i nostri sapori e la nostra musica. Alcuni di loro saranno anche sorpresi da questi ritmi confusi dalla musica americana, vero? Mi occupo di diffusione dell'italiano nel Tri-State Area, e cioè lo stato di New York, del Connecticut, del New Jersey, e devo dire che ovunque scopro questa voglia di ritorno alle radici anche linguistiche, mentre per un certo periodo di tempo gli italiani emigrati in America hanno dovuto rinunciare alla propria lingua perché attraverso l'inglese avevano i propri figli più possibilità di integrazione. Invece adesso sono proprio i nipoti, i pronipoti, senza alcuna spinta da parte dei nonni, dei genitori, a voler riappropriarsi delle radici. Stefano Turriciano è un grande organizzatore, anche in altre parti di Brooklyn, di Queens, ma lui è uno che spicca, è una persona che dà alla gente e la gente lo ricambia. Stefano, come chiudiamo questa intervista con le belle parole del dottor Davoli? Io prima di tutto voglio ringraziare il dottor Davoli per le parole e per essere qui presente con noi stasera. È da ripetere questa esperienza a parer suo? Sicuramente sì, l'America è grande, i siciliani sono ovunque in America, quindi di spazio ce n'è tanto. E ringrazio anche Video Sicilia per questa opportunità, perché attraverso questa rete televisiva riusciamo a far capire anche ai siciliani in Sicilia quanto sia importante il loro aiuto, anche in termini di supporto, in termini di ospitalità, perché non dimentichiamo che c'è anche dietro questa voglia di Sicilia, c'è anche la possibilità di un ritorno economico per i nostri conterranei. Grazie. Noi qua siamo ancora siciliani, non ci dimentichiamo mai la Sicilia, però non che io voglio offendere la Sicilia perché è la terra mia, però loro a noi non ne pensano qua in America. Siamo contenti qua, noi siamo contentissimi qua, perché ormai quella è la terra nativa, ma questa è la terra che ormai che abbiamo 50 anni, che i figli nostri vanno cambiando pure. Mi capisci? Vanno cambiando pure. Quelle tradizioni siamo noi,
ma i figli nostri parlano pure italiano, però non portano la traduzione. Noi siamo l'ultimo, questa gente che siamo qua, siamo l'ultimo siciliani che siamo a New York. Salvatore, tu veramente cosa quanto fa? Tu sei cano di manuncia, miserabile, che non sei altro. Fuggi! Come? Poco fa hai osannato il valore, il coraggio, la forza di mio cugino Rinaldo. E adesso lo vuoi prendere prigioniero, non sarà mai. Ascolta, mio caro zio, adesso io il conte Orlando, ve lo porterò incatenato alla vostra presenza. E voi non ascoltate i voleri di Carlo. Carlo, non chiedere a questi netti, loro sono tutti cugini spareggiati. Vai a sto posto, Carlo, e non mi costringere a usare violenza contro di te. Stiamo vedendo uno spaccato di come voi impiegate il tempo durante l'anno. Che attività fate durante l'anno qui a New York come marinai d'Italia? Il 4 novembre andiamo al cimitero qua a Long Island, che ci saranno 52 marinai italiani che sono stati seppelliti. Ogni anno noi ci portiamo i fiori, 2 volte all'anno andiamo a Washington, all'ambasciata di Washington, dove andiamo anche al cimitero che c'è a Washington, che lì c'è un militare italiano, solo uno. Quando arriva una nave qua noi li ospitiamo, ad esempio quando di tanto in tanto arriva la Vespucci e prendiamo i cadetti e li portiamo fuori oppure anche in sede. Diciamo che la fate l'attività? No, l'attività la facciamo, per la festa della Marina facciamo Santa Barbara qua in sede. Una funzione aggregativa, il ricordo, la memoria, ma anche una funzione aggregativa. Esatto. In questi giorni noi siamo qui a New York grazie alla Federazione Italiana di Brooklyn, Italo-Americana di Brooklyn e Queens. Poi faccio anche parte. È servita alla fine farci venire qui? Sì. Secondo te? Sì, senz'altro. Diciamo per non perdere quel cordone ombelicale con la nostra cultura. Con il nostro background, come si dice, con il nostro passato. La comunità cosa dice di questa nostra venuta qui a New York? No, la comunità è stata molto molto soddisfatta. Ritornare ai tempi passati, no? È anche stata una sorpresa per i bambini nati qua che non conoscevano. Possiamo dare un bilancio positivo? Esattamente, più che positivo. Dobbiamo dire grazie a tutti voi che avete creduto in questo progetto culturale. Pensi che sarà un'opportunità da ripetere? Credo di sì, senz'altro. Ringraziare Stefano Turriciano che è stato il promotore di portare a tutti voi qua, ecco tutto, no? E a tutti gli altri ragazzi che ci aiutano a collaborare.